Riqualificazioni delle stazioni, interventi sulle linee ferroviarie e sulla viabilità primaria della provincia di Belluno, che l'assessora regionale Lisa De Berti definisce fra le più frizzanti in Veneto per gli investimenti. Un'attenzione diffusa in un territorio in cui il fabbisogno di mobilità è ancora alto. Ci sono tanti investimenti in corso con l'elettrificazione e il completamento dell'anello delle Dolomiti, sapete che stanno andando avanti e non vedo l'ora veramente di poter vedere di nuovo in circolazione il diretto Padova-Belluno, perché nel dicembre 2015 fui io ad autorizzare la rottura di carico, ma perché la situazione non era più sostenibile. Dalle linee ferroviarie alla viabilità con le principali direttrici interessate dai cantieri delle opere olimpiche. Tenete presente che solo sulla 51 ANAS investe più di 1 miliardo di euro, siamo sul 1,2 miliardi tra variante di Longarone e variante di Cortina, che non è totalmente finanziata, ma il governo si è impegnato a finanziarla per le Olimpiadi, perché i cantieri partiranno dopo, altrimenti ci possono essere delle interferenze. La variante di Valle, la variante di Tai, la variante di San Vito e l'accesso a Cortina. Resta il cruccio dei disagi che gli utenti della strada e dei treni stanno sopportando da anni. I lavori creano disagio, però il disagio a volte è obbligatorio per poter avere un miglioramento della qualità del servizio, della qualità della vita a fine lavori. Quindi insomma cerchiamo di portare a termine questi investimenti che sono stati avviati, che non è facile, e puntiamo comunque ad altri obiettivi. Fra gli obiettivi futuri ci sono certamente le migliorie richieste anche in un recente incontro a Roma fra il presidente della provincia Padrin e il ministro Salvini della 203 a Gordina. La provincia di Belluno deve fare solo una cosa, dire qual è la priorità, perché ovviamente non possiamo ogni mese avere una priorità diversa. Se fatti questi investimenti la priorità diventa per la provincia di Belluno la Gordina, concentriamo tutte le nostre forze sulla Gordina e lavoriamo lì.